pensare allo sport come fattore di cultura, allo sport come fattore anche di crescita e di benessere. Credo che questo sia il significato vero che Memo Geremia ha voluto dare nella sua vita, da giocatore prima, allenatore poi, ma vorrei dire soprattutto da insegnante rispetto all'educare i ragazzi più giovani in modo particolare, ma anche nel ricordo ognuno di noi. Oggi per noi presentare il premio letterario sportivo Memo Geremia è un grande onore essere qui al Senato. Vuol dire che questo premio ha fatto quel salto di qualità che meritava. Sono 8 anni che noi lavoriamo a questo premio, leggendo tutti i libri naturalmente, ma soprattutto anche avendo premiato personaggi del mondo dello sport molto importanti, gente che hanno fatto la storia del nostro paese. È un premio letterario molto prestigioso e molto importante per la nostra città e il fatto oggi che si sia voluto presentare all'interno dell'istituzione del Senato anche la presenza di molti sindaci della provincia di Padova, quindi è un'attestazione, una conferma che il premio è radicato nel territorio, è molto prestigioso, è molto sentito, è rappresentato dalle pubbliche amministrazioni che oggi qui al Senato ne convalidano l'importanza. Io credo che lo sport, in questo caso Memo Geremia certamente aveva capito fin dall'inizio quanto fosse importante, quanto fosse coinvolgente lo sport in generale. Quindi il nostro dovere è capire in che modo lo sport può essere veramente utile per evitare di sprecare una grande opportunità. Noi vogliamo nel nostro piccolo, con il nostro premio, contribuire affinché le cose migliorino e affinché i valori appunto dello sport, che sono la correttezza, la lealtà, il rispetto per gli altri, venga diffuso a tutti poi gli ambiti della società, perché è importante che ciò avvenga dappertutto. Questo premio è importante non solamente come valenza, come premio a sé stante, ma per la figura che ricorda, cioè Memo Geremia, una persona che ha dedicato la sua vita non solo allo sport ma all'educazione. Questo è il messaggio importante, che lo sport come modello educativo dei giovani. Lo sport, come ci insegnava Memo Geremia, è sicuramente un contesto di vita, che lo sport è per tutti, che lo sport ci fa crescere bene, che è un fattore educativo, una delle grandi agenzie educative assieme con la scuola, la famiglia, l'università chiaramente, ma anche lo sport ci fa stare insieme. Lo sport è nella storia un significato di pace.